Intanto buonasera, ringraziamo tutti i presenti, la televisione, il nostro ufficio stampa Chiara Masella. Questa conferenza andrà in diretta anche su Facebook e su Calcio a 5 Live. Ringrazio dei dirigenti della Virtus Aniene che sono presenti in questo primo atto iniziale della nuova stagione. In corso di conferenza presenteremo anche gli organizzatori, gli allenatori e chi è responsabile delle affiliazioni. Ringraziamo per la sua presenza Carlo Zampa, che sarà il nostro tutor mediatico, se me lo consenti, e il nostro presidente Brugnoletti, i consiglieri di amministrazione che sono Lorenzo Galgani e Lanfranco Patrucco. Io faccio parte dell'ufficio stampa e iniziamo con una piccola storia di quella che fu la Roma Calcio a 5 e che è ancora, per la volontà di Dino Viola nel 1982-83, la Lega Nazionale Dilettanti nel 1983 partì con il campionato di calcio a 5 sotto la propria egida. I primi 2 scudetti l'ha vinti la Roma Calcio a 5 con presidente Ettore Viola e Marco Ciardi, che non è presente e che lo ringraziamo. 2 scudetti che furono giocati al Foro Italico e uno a San Marino. I primi 2 scudetti della storia del calcio a 5 live, del calcio a 5. Vorrei poi passare la parola al consigliere di amministrazione, che è braccio destro di Marco Ciardi, che ora è presidente onorario, per proseguire questa storia. Buonasera a tutti, ringrazio Roberto Molinari perché mi ha semplificato il lavoro, visto che dovevo fare alcuni cenni storici, ma in realtà ha già detto buona parte lui. Vi specifico meglio che nel 1983 l'ingegner Dino Viola volle che fosse costituita la Roma Calcio a 5 e fu la prima sezione della polisportiva della S Roma. A quei tempi si giocava addirittura dentro l'attuale centro sportivo di Trigoria, poi purtroppo, come sappiamo, il presidente Viola venne a mancare e da allora si sono un po' perse le tracce, almeno per quello che riguardava la Roma Calcio, nei rapporti con la Roma Calcio a 5. Fino al 1986 il presidente fu Ettore Viola. Successivamente divenne l'attuale, fino alla scorsa stagione, Marco Ciardi, che in realtà era presente già dal primo consiglio direttivo. Dal 1986 a oggi il cammino della Roma Calcetto è stato abbastanza tortuoso, tuttavia il presidente ha avuto la forza non solo economica ma anche mentale per resistere, per mantenere in vita questa società che oggi possiamo dire con vanto è sicuramente una delle più antiche di questo sport, fino ad arrivare ad oggi che possiamo considerare come l'anno della rinascita. Il Presidente ha voluto appunto creare una sinergia con un gruppo motivato e ovviamente competente, ed è qui quindi è nato il connubio e l'ingresso dell'attuale Presidente, Avvocato Massimiliano Brugnoletti, a cui cedo la parola. Grazie a tutti i presenti, spettatori, gli amici che vedo qui in sala che, come dire, danno il conforto giusto all'inizio di questa attività, di questa nuova stagione. In effetti questo è l'anno della rinascita. Il progetto Roma Calcio a 5 rinasce oggi con la fusione di 3 società importanti, senz'altro la Roma, ma non c'è nulla da dire perché marchio storico, marchio che ha portato 2 scudetti negli annali del calcio a 5, che in questi anni ha viaggiato nelle serie minori e con grande, davvero con spirito di iniziativa e spirito una grande attenzione ha avuto sia Marco Ciardi che Lorenzo e Lanfranco, che l'hanno sostenuto in questi anni. Poi l'altro soggetto che ha dato vita a questo nuovo progetto è la BIA Sport. La BIA Sport nasce come sezione sportiva di una società che è la BIA Sport, appunto, che lavora nelle procure sportive. Quest'anno abbiamo portato Campbell al Frosinone, per capirci. La BIA Sport in questi anni soprattutto ha focalizzato la propria attività nel settore giovanile. Abbiamo creato un settore giovanile sia di italiani
che anche di stranieri, dai classici italo-brasiliani, che ci ha dato grande soddisfazione. L'anno scorso abbiamo vinto lo scudetto nazionale Under 21, siamo arrivati alla finale della Coppa con l'Under 19 l'anno scorso, quindi abbiamo un settore giovanile ormai consolidato e su quello ci ha dato molte soddisfazioni. E poi la terza gamba di questo nuovo progetto è la S Romanina, che è uno dei settori giovanili più prolifici di Roma. Ci siamo incontrati la prima volta con Marco Ciardi, poi con Lorenzo Lanfranco, e ci siamo come se ci conoscessimo da tempo. Io ho questa sensazione vedendo Lorenzo e Lanfranco. Ci conosciamo poco, ma è come se una certa passione, una certa storia vissuta, non sapendo l'uno dell'altro, ma abbiamo vissuto insieme le stesse passioni, ha creato una sinergia particolare, dove nessuno vuole prevaricare l'altro, dove ciascuno aiuta, dove ciascuno non vuole mettere avanti la propria persona. Io per primo non voglio essere protagonista di nulla, a me piace portare avanti questo progetto. Viviamo a Roma, stiamo a Roma, io lo studio qui a Roma, e avere le sciarpe della Roma qui è chiaro che è una responsabilità molto più grande di noi, perché è vero che da Dino Viola e Ettore Viola in poi, diciamo, i rapporti, cioè le strade tra Roma, l'AS Roma e Roma Calcio 5 si sono un po' così perse, però in effetti il marchio è questo, abbiamo una grande responsabilità. Poi noi abbiamo una ulteriore responsabilità dal fatto che la federazione del gioco calcio ha dato alle squadre blasonate, professionistiche, un'indicazione, quella di avere un'attenzione verso il calcio femminile, e la Roma ne è la Juventus, ma la Roma quest'anno ne ha una grande testimonianza, e anche del calcio 5. Nel calcio 5 anche dal punto di vista tecnico, perché Spagna e Brasile ci ricordano che il calcio a 5 è uno sport molto utile per il calcio, prodromico al calcio, perché dà delle capacità tecniche, una certa modo di stare in campo e toccare la palla che poi è utile per il calcio. Tant'è che i più grandi campioni dicono che con il futsal hanno cominciato a avere quella capacità, cioè quel di più. Tant'è che molte squadre di calcio, anche di Serie A, hanno tecnici di calcio a 5, soprattutto per il settore giovanile, per ampliare il perimetro delle conoscenze tecniche. Quindi io credo che, ecco, la presenza di Carlo Zampa qui per noi è di un grande onore, ma anche di Roberto. Cioè, noi vogliamo con grande tranquillità e in punta di piedi occupare un piccolissimo spazio del mondo Roma qui a Roma, calcando i campi del calcio a 5. Quest'anno faremo per il terzo anno consecutivo la Serie A2 con una squadra giovanissima che ci darà grandi soddisfazioni, anche perché con i giovani c'è più gusto di lavorare, ma è chiaro che il marchio Roma ci dà addosso, ci dà dei traguardi che non possono rimanere qui. Quindi questo è il primo momento, e poi speriamo di calcare i campi che merita il marchio che abbiamo qui di fronte. A proposito di marchio Roma, ne abbiamo un valido commentatore che ha fatto la storia delle radiocronache della Roma. Tu vedi che le magliette sono quasi uguali, quasi, mettiamo il quasi perché poi magari sarà anche uguale. Comunque, Carlo, il marchio Roma, non so se hai seguito negli anni che la Roma vinse lo scudetto al Foro Italico e a San Marino, quegli anni che erano stupendi, c'erano veramente tante persone che andavano a vedere le partite. Vorrei domandarti una cosa: o calcio a 5 o Roma quando vedi questi colori? Innanzitutto un ringraziamento da parte mia per l'invito e così per fare un po' da testimonial a questa rinascita. Per me è un'emozione sempre enorme ogni volta che vedo il marchio Roma. Per me non esiste sembra Roma, no, è la Roma, cioè il marchio è quello, insomma, quindi i colori sono quelli. E quindi prima il Presidente diceva una grande responsabilità, è una grande responsabilità indubbiamente, ma secondo me anche una grandissima motivazione, insomma, per chi ha questo grande senso d'appartenenza alla città, perché è il marchio, è la squadra, è la società che rappresenta Roma. La Lupa è la Roma, non c'è niente da fare ed è Roma, e quindi questa è secondo me, oltre che una responsabilità, però deve essere ancora una motivazione maggiore per questo.
io non posso che farvi l'in bocca al lupo, perché poi ricordavo la Roma Calcio a 5 di Ettore Viola. Non a caso insomma nacque con Dino Viola, ecco, chi veramente aveva, pur non essendo lui romano di nascita, ma era proprio romano, perché poi io dico che poi i romani secondo me si diventa, non si nasce, cioè chi nasce romani come noi, penso quasi tutti, ha una grande fortuna, perché comunque nasce a Roma è tutto più facile, chi sceglie Roma è secondo me romano come, se no addirittura di più, perché poi è una scelta di vita. Dino Viola fece questo e sentiva comunque Roma e la romanità sulla sua pelle, al punto tale che ha voluto anche creare poi questa Roma Calcio a 5, che poi da quel punto che sentivo si era un po' persa, però sono convinto che adesso tornerà ad essere la grande società, la grande calcio a 5 come lo è stato per tanto tempo. Insomma, io spero di potervi chiaramente anche seguire, poi adesso ho anche un pochettino più di tempo libero, visto che mi hanno pensionato, per cui insomma, però diciamo che la Roma Calcio a 5 nasce anche sotto una bella stella, no? Veniamo da questi due giorni fa da una bella vittoria proprio qui a Roma, dal momento che si parla di Roma nasce, direi, sotto i migliori auspici, quindi non posso che farvi veramente l'in bocca al lupo e il crepilaquila, questo che fa parte chiaramente del modo proprio di dire nostro. E veramente vi auguro tutte le fortune possibili e immaginabili, perché poi per me dove c'è giallo-rosso, per me deve essere il giallo-rosso, quello che deve comunque primeggiare sempre in assoluto. Quindi grazie ancora e in bocca al lupo per tutti. L'altro consigliere di amministrazione, che è Lanfranco Padrucco, vorrei che spiegasse qual è la difficoltà non solo della Roma Calcio a 5, ma di tutto il calcio a 5, di tutte le squadre, a reperire sponsor e tante altre cose. Quindi una panoramica su questo budget, su questo panorama finanziario. Ma diciamo che è stata giustamente usata la parola rinascita, perché l'obiettivo è quello di riportare la Roma Calcio a 5 a quello che era il livello dell'inizio, quindi 83-84, quindi gli anni dei due scudetti. Diciamo che per quanto ci riguarda, sicuramente posso parlare per tutti, ma insomma il livello di entusiasmo, di impegno, l'emozione, eccetera, assolutamente non ci mancano. Però naturalmente tutto questo va supportato non solo a parole e non solo con l'entusiasmo, perché ovviamente tutto questo va supportato e deve come dire, camminare su gambe finanziarie non proprio irrilevanti. Quindi l'impegno anche da questo punto di vista è sicuramente importante, perché per sostenere un campionato a livello di quello che sta per iniziare, naturalmente ci sono da affrontare spese tutti i mesi. Adesso non sto qui a dettagliarvi, perché chiaramente, anche se da un punto di vista professionale, sia Lorenzo che io ci occupiamo di numeri, quindi per noi è abbastanza normale tutto questo. Però insomma voglio dire che ricordare che la Roma Calcio a 5 quando iniziò aveva lo stesso sponsor della Roma Calcio, quindi la famosa Barilla, insomma ci ricordiamo tutti. E quindi per dirvi che tipo di contesto, in quale contesto diciamo, operava e iniziò a giocare e a disputare i campionati la Roma Calcio a 5 storica, diciamo. E quindi l'impegno non è solo quello di far quadrare i conti, ma è anche quello di reperire ovviamente delle risorse finanziarie che non siano solo domestiche, perché giustamente per quanto l'entusiasmo del Presidente sia notevole, però indubbiamente uno sponsor o un main sponsor, adesso questo è tutto da impostare, da vedere, da capire anche sul mercato. Naturalmente per poter acquisire sponsor di livello dobbiamo fare noi intanto uno sforzo iniziale per darci, come dire, un'immagine che sia attrattiva
per sponsor di livello quali quelli che noi stiamo cercando di acquisire. E quindi anche da questo punto di vista l'in bocca al lupo di Carlo è assolutamente fondamentale e quindi speriamo bene, insomma, ecco, questo è quanto. Intanto io la conosco da poco, ma veramente è un genio, è tutto fare. Un applauso a Chiara Masella che direttore, dirigente, ufficio stampa, fa tutto comunque. Un'altra cosa che la Roma, il Presidente parlava appunto di settore giovanile, non partiamo con i grandi, nell'ultima intervista che voi potete andare a leggere sia su Facebook che su asdromacalcio5.it, c'è l'intervista del Presidente che parla a 360 gradi. Appunto il settore giovanile, diciamo Presidente che lei con Di Vittorio Gianluca, che è il direttore, dov'è? Ecco, con il direttore sportivo, il direttore generale che è Di Vittorio, sono andati, e questo mi pare che è il loro lavoro, di andare a cercare giocatori non solo italiani ma anche esteri, ma poi non vengono lasciati così allo sbando. Il Presidente ha messo a disposizione degli alloggi dove c'è una governante, mi pare, e c'è anche un tutore, no? Che segue questi ragazzi, perché lasciare la famiglia, l'ultimo appunto è venuto dal Brasile dove tu sei andato a Fiumicino a prenderlo, 18-19 anni, sono ancora giovani, devono essere instradati e devono essere controllati anche con il regime alimentare, giusto? Quindi un plauso a tutto questo va al Presidente a Di Vittorio, ma anche a tutte le squadre affiliate, che è merito di Mirko, io sono nuovi, di Cignitti, che ha fatto un gran lavoro, non so, in 3 mesi hai affiliato 13 squadre, poi verrai qui a raccontarci quali sono e qual è anche Di Vittorio, tutta questa forma tecnica. Vorrei soffermarmi anche sulle scuole calcio, che questa Roma Calcio a 5, la nuova Roma Calcio a 5 sta portando avanti, quindi non è un progetto di una sola squadra, ma è un progetto totale, generale, con le under 19, l'under 17 e le under 15, giusto? Vorrei che facciamo venire prima Mirko, un attimino. No, vieni Mirko, vieni. Un applauso a Mirko per favore. Allora, dicevamo delle affiliazioni, 13 mi pare, no? Sì, sono 13, è un progetto molto importante, è iniziato 3 mesi fa, abbiamo avuto un ottimo riscontro e continuiamo ad andare avanti e a cercare altre squadre affiliate. Qual è il tuo progetto, che poi è il progetto della squadra? Il progetto della Roma è crescere e far crescere le nostre società affiliate, sia l'aspetto tecnico che l'aspetto manageriale. Diamo un po' di numeri, 13 affiliate? Abbiamo San Francesco, di cui abbiamo un rappresentante qui, poi abbiamo lo Spinaceto, abbiamo... Te le ricordi tutte? Quasi tutte, non tutte. Vabbè. Sì, abbiamo la squadra da Estera e abbiamo il Laurentino 80, ma adesso con l'emozione non le ricordo tutte, però ecco, ne abbiamo tantissime. Vabbè, ti ringrazio. Grazie mille. Mirko, Di Vittorio, vengo lì, ce la fai a venire qui? Okay. Lui è il factotum Di Vittorio Gianluca, è il factotum braccio destro del Presidente. Sì. Mi dici com'è il Presidente?
In che senso? In due parole? Caratterialmente. Caratterialmente diciamo che lui è una persona che, almeno dal punto di vista mio personale, ci intendiamo con uno sguardo ormai. Diciamo che io quando sono entrato a collaborare con lui mi ha sempre dato carta bianca su tutto. Dico che magari ad avercene di presidenti così, che ti danno carta bianca, entusiasmo e voglia di fare, questo è la cosa più importante secondo me. Parliamo del settore giovanile? Sì. E di tutti quelli che tu vai a cercare in giro per l'Europa, il mondo? No, il nostro è un progetto particolare che è partito da quando era Orte, che abbiamo iniziato insieme al presidente Brugnoletti, ed è un progetto un pochino diverso rispetto agli altri. Diciamo che noi monitoriamo tutto l'anno tutto quello che è il mercato sudamericano, quindi argentino, brasiliano e il mercato italiano. Quindi andiamo alla ricerca continua di ragazzi che poi prendiamo, li portiamo qui quest'anno alla Roma, gli scorsi anni ad Orte, e poi li valorizziamo e li rimettiamo sul mercato. Questa è una delle forze di questa società, diciamo. Questo progetto io me ne occupo in prima persona, ma chiaramente di riflesso è un progetto che funziona grazie a tutto lo staff che ho a disposizione, perché gestire, come nel caso di quest'anno, più di 30 ragazzi alloggiati e con tutto quello che ne concerne, con l'età minima, l'età massima, scusate, che è di 18-19 anni, e poi abbiamo anche ragazzi 15-16, insomma richiede uno sforzo organizzativo abbastanza importante. Una domanda che si fanno tutti, poi magari telefoniamo a Monci e gli diciamo se c'è qualche giocatore da... Senti, ma un giocatore di calcio a 5 e viceversa può giocare a calcio a 11? Beh, io... È una domanda che si fanno tutti. Io Io ho una mia... Il calcio a 5 è molto propedeutico al calcio, l'ingresso, diciamo che io che studio moltissimo per esempio il mercato sudamericano, quindi le scuole di calcio a 5 in Brasile, di futsal, i ragazzi, tutte le società, le maggiori società, Palmeiras, Corinthians, di calcio a 5 hanno prima calcio e calcio a 5, la stessa identica cosa, perché è propedeutico, iniziano nel futsal e poi passano nel calcio, perché ci sono tanti aspetti. Il primo aspetto è che un bambino che gioca nel calcio a 5 tocca la palla molte più volte che in un campo da calcio, e questa è una cosa credo che sia abbastanza elementare. Diciamo che qui in Italia lo stiamo cercando di imporre un pochettino con l'aiuto anche della divisione, speriamo che porti gli stessi frutti che ha portato negli altri paesi. Grazie a voi. Vittorio. Grazie. Andiamo con gli allenatori di Vittorio, devi venire qua comunque. Di Vittorio. L'altro. Emanuele Di Vittorio, Serie A2 sì. E Under 19. Sì. Prima cosa, intanto ti diamo il bocca al lupo per il 6 che giocherete fuori casa per la Serie A2 a Cefalù in Sicilia. Come l'hai trovata la squadra? Partiamo subito tecnicamente. E come pensi di collocarla in questo mondo del girone B di Serie A2? La squadra, come abbiamo detto già prima col presidente, è molto giovane, credo che l'età media sia intorno ai 19 anni, ma questa è una cosa che facciamo ormai da 3 anni. Io sono a Orte, sono stato 2 anni a Orte e quest'anno qui a Roma sempre con la famiglia Brugnoletti, e sinceramente è una squadra che passo dopo passo sicuramente ci darà tantissime soddisfazioni. I ragazzi sanno che il lavoro che ci aspetta è molto duro, perché comunque è un campionato importante in un girone importante dove ci stanno squadre attrezzate sicuramente più di noi a livello di esperienza e di roster sicuramente. Però i ragazzi sono incommiabili perché hanno caratteristiche importanti anche mentali, anche se sono molto giovani. E poi stiamo facendo molto leva sulla questione della maglia, un'appartenenza importante. E le ho detto dal primo giorno ai ragazzi che adesso quando si mettono questa maglia hanno una doppia responsabilità, perché comunque anche se nel nostro piccolo, nel futsal, rappresentiamo una città, e quindi sono certo che risponderanno alla grande nel corso dell'anno. Appunto, come diceva Carlo, il senso di appartenenza, come te lo dico io. E come lo diceva Di Francesco anche alla Roma quando è prima arrivato, il senso di appartenenza. Quindi che
credo che tu punti anche su questo, no? L'hai detto e lo rimarchi, ogni partita, ogni allenamento. Sì, assolutamente. Noi già da sabato, anzi da mercoledì che abbiamo il primo turno di Coppa Italia, già abbiamo fatto un turno di Coppa Divisione, siamo passato il turno a Perugia. E da sabato andiamo a Cefalù, inizia il nostro campionato e da lì dobbiamo far vedere di che pasta siamo fatti, anche se siamo molto giovani. Ok, ti ringrazio. Grazie a voi. Andiamo all'Under 17. Per l'Under 19 hai fatto, Emanuele, hai fatto tutto Serie A2. Insieme al gruppo unico. Vieni. Sì, questo è un discorso che abbiamo sempre fatto lavorando su un gruppo unico, perché anche i ragazzi dell'Under 19 hanno la possibilità di affacciarsi in Serie A2 e noi l'anno scorso abbiamo fatto esordire e soprattutto andare in gol tutta l'intera rosa, quindi questo è il nostro motivo di soddisfazione più grande, quindi è giusto che il tecnico credo che sia lo stesso, è la migliore delle cose, quindi io posso monitorare benissimo i miei ragazzi, anche i più giovani, insomma. Ok, grazie. Andiamo all'Under 17 con Sebastianelli Marco. Invece che differenza c'è tra l'Under 19 e Serie A2? Tu anche psicologicamente devi lavorare con i giocatori. Innanzitutto buonasera a tutti. Sì, la differenza sostanziale è che trovo a gestire un gruppo io di ragazzi più giovani e quindi il lavoro che comunque è un lavoro di gruppo, perché io collaboro costantemente sia con Emanuele sia con Flavio, che ho conosciuto da poco e viene da un'altra realtà, ma lavoriamo insieme, gestiamo le sedute tecniche confrontandoci e il lavoro è diverso perché i miei sono sicuramente più giovani e è un lavoro un po' più di crescita per portarli a essere pronti poi con le categorie superiori e farli trovare pronti soprattutto a lui, perché poi è un allenatore di prima squadra che sfrutta molto i giovani e anche i giovanissimi. C'è un ragazzo che fa parte del mio gruppo che lui allena da inizio stagione e questo è un esempio lampante, ha già esordito, ha già fatto gol perché le qualità le ha, quindi l'importante ecco, è crescere e lavorare tanto sul campo. Dove collochi la tua squadra? Le prime 2 partite come sono andate? Bene, 2 partite, 6 punti, continuiamo così, testa bassa e lavorare è la prima cosa. Il gruppo è nuovo e secondo me possiamo arrivare in alto, ma diciamo che partiamo dietro a un paio di squadre che ormai da anni la fanno un po' da padrone nella categoria. E secondo me, soprattutto con il lavoro di Gianluca per quanto riguarda lo scouting e i nuovi arrivati, la squadra può puntare, però profilo basso e lavoriamo sul campo. Poi la domanda te la faccio anche a te. Come allenatore di Serie A, a chi punti? Cioè, qual è il tuo... Di calcio? Di calcio. Okay. Se vuoi dire anche l'allenatore di calcio a 5 ce ne stanno di bravi. Vabbè, io nasco come suo giocatore, quindi, quindi la risposta di calcio a 5 è scontata. No, di calcio secondo me, vabbè, Guardiola è un modello chiaramente sul lato tecnico estremamente importante. In Italia secondo me Conte, per quanto riguarda il lato caratteriale e anche il materiale che gli viene messo a disposizione, lui poi lo sfrutta al massimo, secondo me è un buon modello attuale. Se devo andare indietro nel tempo, vabbè, secondo me Fabio Capello. Okay. E tu, Emanuele, tu? Per quanto riguarda il calcio a 5, penso che Fulvio Colini credo che sia il massimo esponente di questo sport a livello di tecnico, quindi credo che io non mi ispiro personalmente da lui nel modo di giocare, però come modello di vittorie è uno dei più importanti. Anche Alessio Musti per me è uno dei migliori tecnici che attualmente collabora in divisione con la nazionale calcio a 5. Nel calcio, dico la verità, cioè, lo seguo o non lo seguo perché comunque a me piace il futsal come prima cosa, però ecco,
fatto il nome di Antonio Conte, penso che sia uno dei migliori tecnici ci sia in circolazione. Ok. Grazie. L'ultimo, che forse è quello... Grazie a te, Sebastiano. Capillo Flavio. Allenatore dell'Under 15, credo che forse il ruolo più importante ce l'ha lui. Piacere a tutti. Il ruolo più importante mi sa che ce l'hai te. Devi fare da padre? Sì, certo. Da fratello maggiore? Certo, sì, è così. Perché è la prima volta che l'Under 15 si inizia come categoria giovanile, poi sono ragazzi che arrivano di scuola calcio, quindi devono cambiare tutta una mentalità, devono cominciare a ragionare come giovani, non come bambini, devono immersersi una squadra forte, uno scudo come questo della Roma giallo-bianco che davvero, come avete detto tutti, è pesante in Italia e devono fare una buona sfida, quindi ci stiamo lavorando bene, abbiamo appena iniziato e andremo bene, sono sicuro. Da dove vieni? Argentina. In Argentina il futsal, il calcetto, il calcio a 5 come va? Prima è l'ultimo campione mondiale, quindi in Argentina il calcio a 5 sta bene, sta benissimo. Forse da dove sono io, che non è la capitale Buenos Aires, è un posto, una città vicina da dove arriva Messi, da Rosario, il calcio è da noi tanto importante. Mi dispiace che non come il Brasile, in Argentina non è che si iniziano i ragazzi, i bambini da calcio 5 e poi passano a giocare calcio. Iniziano più come qua, tutti al calcio, poi cominciano ad avanzare per il calcio 5, però è forte, è forte. Ti ringrazio. Come sono andati i risultati? Abbiamo vinto la prima partita, abbiamo perso la seconda. Non va bene. Okay. Il responsabile del settore giovanile, che racchiude tutto quanto, credo, ragazzi, io sono nuovo, quindi dovete avere anche un po' di pazienza per quanto mi dica Ciro Sannino, dov'è? Eccolo. Allora, responsabile del settore giovanile, come hai organizzato questa struttura e come procede il lavoro che da quest'anno, credo, no? Buonasera a tutti. Sì, da quest'anno è iniziata questa avventura, mi ha chiamato Gianluca Di Vittorio e per me non è totalmente nuova come esperienza perché provengo sicuramente da tanti anni passati nel futsal, calcio a 5, ma come allenatore. Lo scorso anno ho dato un supporto a un'altra società, da quest'anno cerco di fare la stessa cosa per la Roma, sicuramente con molta più passione rispetto al passato e con un briciolo di esperienza in più. I ragazzi che stiamo reclutando, diciamo così, anche loro con tanta passione, perché quando leggono questo marchio sicuramente aggregarli a questa società è un po' più semplice e appunto pure per quello che dicevate prima il marchio, quindi il mio motto rispetto a tutto il settore giovanile è quello di essere molto attenti a questa maglia, a questa maglia quando andiamo in campo, il sabato, la domenica, quando c'è qualunque tipo di gara, anche quella dei campionati più piccoli ACS, che noi abbiamo circa 60-70 bambini con le categorie sotto all'Under 15 e questa è una cosa troppo importante per il rispetto. Poi nel campo contano i punti, conta la vittoria, per carità, però sto cercando di mettere al primo posto, insomma, oltre che al rispetto dell'avversario, sicuramente il rispetto della maglia che indossano. Diamo un po' di numeri? Il settore giovanile? Quanti numeri? Noi bambini? Bambini totali credo che siamo intorno ai 60, poi bambino più, bambino meno, ma noi ultimamente grazie all'affiliazione che abbiamo col San Vincenzo De Paoli ne abbiamo preso la scorsa settimana uno, quindi tendenzialmente anche l'obiettivo
soprattutto del sottoscritto, cercare di aumentare questo bacino, perché è dalle basi che poi sicuramente, se vogliamo raggiungere il grande salto, è da lì che si deve lavorare. Ti ringrazio, un applauso. Vorrei... Lei non se lo aspetta, però Chiara, vieni qua, vieni. Vieni. Lei è onnipresente dappertutto. La conoscete? Anche qui. Senti Chiara, dimmi un po' una cosa, dove nasce questa passione? Stai tutto il giorno sul campo? Sì, la mia passione nasce ormai, ne faccio 30 adesso di anni, nasce da quando ne ho 11. Ho iniziato con il calcio quando ero piccola, ma poi sono stata rapita da questo mondo. Anche io, come molti dei ragazzi che poi frequento tutti i giorni sul campo, sono cresciuti con Emanuele Di Vittorio, che è stato anche per me un allenatore e che poi mi ha messo, insomma, qui insieme a Gianluca nel seguirli in tutto e per tutto. E io con passione e dedizione cerco di apprendere innanzitutto da tutte le persone che mi stanno intorno e maggiormente da loro due. Sul campo ovviamente da Emanuele, tutto quello che so, insomma, lo devo molto a lui. Ecco, la mia passione, insomma, è anche merito suo. Il buono, il brutto e il cattivo, scherzo, no. Allora, qual è il più simpatico di tutti quelli che conosci, dai? No, a simpatia ce la battiamo in molti, direi sì, un po' tutti, dai. Abbiamo costruito un bel gruppo in questi anni, io sono da 3 anni che sono con il presidente e con Gianluca e seguo costantemente la squadra, tutti i ragazzi, loro sono nella scuola calcio, da mister, da segretaria, insomma cerco di mettermi a disposizione come il più possibile per tutti quanti, proprio perché questa passione ci lega e di conseguenza tutto quello che è possibile fare io mi metto a disposizione. Non deve essere democratica, guarda Totti che ha fatto, quindi non ti preoccupare, vai con il libro, quindi dillo dai, allora, qual è il più simpatico? Lo devi dire, dai. Guarda, a simpatia no, diciamo che quello che dice un po', diciamo, più stupidaggini, un po' più è il preparatore dei portieri che sta lì dietro. Ecco. Lui veramente durante queste ultime trasferte ci ha dato veramente prova di battute a volte un po' anche imbarazzanti che ridiamo per fargli un favore, però diciamo che... Carlo, però dai, lo spogliatoio, tu lo sappiamo, no? Tutti quanti, è bello scherzare, no? Il fu Nainggolan, insomma, era quello che è fondamentale. No, ecco, quindi chi è il Nainggolan, chi era il Nainggolan della situazione? Capirai. Io chiedo al Presidente se ci può portare qualcuno come Nainggolan. Presidente, ci può far venire qualcuno come Nainggolan? Porteremo sicuramente lui. No, vabbè, io ti ringrazio, un applauso, te lo merita tutto. A questo punto, se ci sono qualcuno che vuole fare qualche domanda ai presenti, magari Calcio 5 Live, no? Ok, no. Allora, abbiamo terminato qui. Prima di chiudere devo ringraziare soprattutto le persone che sono state vicine a me ad Orte, che oggi non sono qui vicine, sono i nostri dirigenti, che sono in particolare Italo Panattoni e Stefano Accettone, i quali spero siano in visione perché sono state colonne essenziali senza le quali non stavamo qui oggi e lo saranno anche in futuro. Ecco, mi piaceva sottolineare la loro capacità e il loro affetto che da sempre, soprattutto nei miei riguardi, mi dimostrano ogni momento. Grazie al Presidente. Credo che basti così, vi ringrazio a tutti quanti e quindi in bocca al lupo, ce lo facciamo tutti insieme. Ringrazio l'altra squadra. Venga un attimo. Mi hanno scordato, è un'altra realtà, però è meglio come ospiti, no? Certo. Allora, Virtus Aniene. Virtus Aniene, sono Andrea Mestichella, da 3 anni sono con la Virtus Aniene e bene o male conosco un po' tutte le persone e sono onorato di essere stato invitato
dall'amico Mirko Cignitti e faccio l'in bocca al lupo al Presidente e a tutta la società qui presente. Sono qui tra virgolette tra avversario. Quindi Scusi la mia ignoranza, Serie A2 pure lei? Serie A2, siamo nello stesso girone. Quindi attenzione come si comporta. Quindi insomma niente, tutti quanti siamo pronti e carichi per affrontare questa stagione che sarà assolutamente esaltante, l'abbiamo visto già dal primo impatto della Coppa Divisione e della Coppa Italia. E noi fondamentalmente la prima partita l'avremo in casa con l'Olympus e poi non so quando poi avremo la quinta. E quindi insomma ecco, questo sarà un percorso lungo, insomma è difficile. Adesso ritornando sul serio, problematiche, ne abbiamo parlato un attimino, problematiche che lei vede, federazione, reperibilità dei Diciamo sponsor. io maggiormente da tanti anni mi occupo da parte, come diceva il consigliere qui, delle risorse delle società. Ed è un lavoro che costantemente tutti i giorni va fatto e tutti i giorni, mesi, anni, sono 375 giorni e non finiscono mai, bisogna fare un lavoro veramente certosino e dare fiducia chiaramente l'uno verso l'altro, anche perché chiaramente loro hanno fatto sempre un lavoro al contrario di quello che ho fatto io, loro hanno sempre fatto un bel settore giovanile, io al contrario nelle società in cui ho militato abbiamo fatto un lavoro diciamo di sempre prima squadra e under praticamente. Quindi sarebbe ottimo diciamo, proseguire un percorso e abbinare tutte e due le situazioni perché comunque poi le aziende ce ne sono in giro sicuramente, però non sempre sono sempre disponibili, quindi è un lavoro non facile. Grazie. Niente, faccio un in bocca al lupo di nuovo a tutti quanti e grazie ancora per l'invito. Allora, ringrazio a tutti quanti, la conferenza è terminata, la prima partita 6 ottobre. Aspetta. No, allora, le maglie, cioè, avete ragione. Il capitano, sì, Vieni. Allora, queste sono le maglie. Che ti fa venire in mente questa? È troppo bella, non ce l'ho parola. Allora, tanto di il tuo nome. Io sono Caicchi, capitano della prima squadra. E vieni dal Brasile? Sono brasiliano. Come ti trovi con il presidente Brugnoletti e la squadra Roma Calcio a 5? Che cosa ti hanno dato? Sono troppo bene, però ce l'ho tutto, non ce l'ho parola per dire. E la famiglia? La senti tutti i giorni? Sì, sto sempre a parlare con la mia famiglia. Quindi la salutate niente allora? No. Vabbè. Però sto bene, sono contento qua. Questo. Allora, facciamo una cosa, con tutti i membri, se vi alzate così, facciamo, se volete scattare le foto, prendi una maglietta di tuo gradimento, sono tutte e tre, però una sola, ti metti là e fai le foto, con Carlo Zampa vicino, vai. Quella rossa, Vai, Carlo. Aspetta. Vai. Ok. Beh, un applauso, non è che... C'è qualche altro giocatore? No, solo il capitano. Ok, allora se l'allenatore, i tre allenatori, se vengono, prendono le altre magliette e si mettono con... Comunque non ho capito il tuo cognome, quindi... Come? Da Silva. Vai.
Presidente? Ecco l'ultimo. No, dicevo solo che c'è un piccolo buffet, quindi ho capito perfettamente anche senza microfono.